5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Tra il 2021 e il 2025 sono stati stanziati 46 milioni di euro per 182 opere di rigenerazione urbana su tutto il territorio e in particolare nell'entroterra. Nel solo 2025 gli interventi sono stati 47 per oltre 10,4 milioni di euro, con progettazioni già pronte e lavori immediatamente avviabili. A Carcare è attiva la nuova sede del Centro per l'Impiego Val Bormida, realizzata attraverso un intervento dal valore di circa 346.000 euro. Con questa apertura salgono a 9 i centri per l'impiego rinnovati su un totale di 13 operativi sul territorio regionale. In vista dell'accensione del presepe di Manarola, prevista per domenica 7 dicembre, l'offerta ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova Nervi verrà potenziata con 2 corse straordinarie per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. Sono stati stanziati 283 milioni di euro per attività legate alla formazione professionale, all'avvicinamento al lavoro e ai servizi socio-assistenziali ed educativi. Per il 2025 sono previsti interventi per oltre 92 milioni di euro, con il coinvolgimento di circa 64.000 liguri, 2.850 imprese e 47 amministrazioni locali. 3 bollini rosa al Gaslini e al Villa Scassi, 2 agli ospedali San Martino, Galliera e all'Evangelico a Genova, all'ospedale di Lavagna, a quello della Spezia e all'ospedale di Imperia, 1 all'ospedale di Sanremo. Sono questi per il 2025 gli ospedali liguri premiati dalla Fondazione Onda ETS per i servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali malattie delle donne. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.